Arrabbiati e delusi gli automobilisti ma anche i benzinai, arrabbiati e sconfortati invece i pescatori del Delta, perché il caldo sta risvegliando il granchio blu, il killer del mare. La pesca è stata di fatto sospesa nel Delta, però c'è il dramma di 1500 famiglie che in questo momento sono a reddito zero e senza prospettive per la stagione. Sentiamo. La nebbia nasconde una laguna deserta. Porto Tolle oggi è un paese fantasma. C'era una volta la vongola verace. Un cartello racconta una storia che sembra lontana. In pochi mesi il granchio blu ha cambiato tutto, trasformato il paesaggio. Le barche ormeggiate, coperte dai teli, le reti riposte nelle ceste, gli attrezzi a terra, le cavane abbandonate, cancelli chiusi al consorzio, il cuore pulsante di Porto Tolle, porte serrate anche al mercato ittico. I pescatori si sono resi al killer d'oltreoceano, hanno fermato la pesca. Io è da 5 mesi che sono fermo e i problemi che sta creando è che penso che dovrò vendere a casa. Questo granchio qua è un disastro. Si riproduce in fretta, inarrestabile, un'onda che ha travolto la Sacca di Scardovari. I macchinari sono fermi, i magazzini vuoti, quasi 1500 famiglie senza stipendio da mesi, con mutui e debiti sulle spalle e nessuna alternativa. C'era la centrale e non c'è più. Il zuccherificio prima ancora, quindi in alternativa alla pesca proprio basta. Siamo io e mio marito pescatori, è l'unico guadagno della famiglia. E adesso siamo a casa, non c'è guadagno. Siamo proprio demoralizzati al massimo noi altri qua, perché siamo senza stipendi. 1000 da ottobre che sono fermo con le vongole. Con le vongole da ottobre, di 4 mesi. Qualche temerario tenta l'uscita, escono 8 barche e portano a casa 8 quintali di granchio, qualche cefalo d'acqua pagato 50 centesimi al chilo. Il killer venduto a 2 euro, qui però non c'è mercato per il granchio blu, considerato prelibatezza in alcuni paesi. Su quasi 700 tonnellate pescate, solo un centinaio è stato commercializzato, il resto finito in discarica, nessun acquirente all'asta. Abbiamo tutta la Sacca, tutte le marine vuote e purtroppo nessuno ci ascolta, nessuno ci dà una mano, e gente del paese che ha mutui e tutto che non riescono a pagare. Adesso abbiamo deciso di andare a granchi perché le vongole non ce ne sono più. Inutile tentare la semina per il consorzio, la primavera è alle porte, iniziano le giornate più miti e il granchio blu si risveglia. Si sa bene che quando si semina almeno per un anno e mezzo, il raccolto non è pronto. Stiamo proprio chiudendo i battenti.